Pensiamo che mai, nessun team di paranormale si è inoltrato così tanto per raccontare un'identità di un luogo storico presente in tutta la Sardegna. Ne sono state scoperte più di 2400, si ipotizza che molte rimangano ancora da trovare. Sono spesso collegate tra loro, sono proprio cimiteri sotterranei. Sono tombe preistoriche scavate nella roccia tipiche della Sardegna prenuragica. Si trovano sia isolate, che in grandi raggruppamenti formati anche da più di 40 tombe. Si pensa che siano presenti in Sardegna a partire dal Neolitico recente fino all'età del Bronzo antico tra 4400 e il 2000 a.C. Queste strutture contraddistinguevano tutte le zone dell'isola, ad eccezione della Gallura. Questi luoghi sacri si chiamano Domus Deianas, che dal sardo all'italiano si traduce in case delle fate. Vogliamo raccontare e far vedere una visione diversa con immagini spettacolari, con videocamere a visione notturna IR e entrare con attrezzatura professionale per rilevare anomalie. Siamo forse i primi a fare un'indagine paranormale registrata e divulgarla sui social, sul canale YouTube e altre piattaforme social. Ma oggi il team Infinito Mistero Paranormale si trova nella Domus Deianas di su Crocifisso Manno, sita tra Porto Torres e Sassari. La necropoli interessa un'area di circa 2 ettari e conta più di 22 tra stanze e tombe scavate nel calcare, costituite da più camere comunicanti. Alcune domus hanno accesso a pozzo, mentre altre sono precedute da un corridoio. Troviamo anche dei simboli come le corna di toro o vacca che indicano la divinità maschile e femminile nello stesso tempo. Il sito si trova in stato di abbandono e non è segnalato da alcun cartello. Iscrivetevi al canale e lasciate un like per far crescere la nostra passione. E vuoi sempre che noi andiamo via? Sì. Eccoci qua. Stavamo uscendo dalla Domus e K2 è iniziato a illuminare sino al rosso. Se c'è qualche entità, persona, illumina. Grazie. C'è l'uomo che stava giù, sì. È l'uomo che stava giù. Adesso sei contento e noi stiamo andando via. Tanto. Scusa se ti disturbo. Adesso faccio vedere com'è la Domus che continua dietro di me. Vediamo. Come vedete c'è la colonna centrale. C'è la colonna centrale. Chi è che ha fatto che ha riso? C'è da tanto qui, in questo luogo. Ecco. Adesso è cambiato capo. C'è da tanto quindi qua. Bravissimo. Poi è un sacerdote. Un uomo. Eccolo lì, si è illuminato anche l'altro. Sì, è un sacerdote che è rimasto qua. Sì, lo sto riprendendo. Ci vedono vicino. Guarda vicino a me. Quindi c'è il monaco, allora faceva i rituali qua. Si accendevano così distanti. Riesce a illuminare tutti. Sei un grande, sì. No, adesso abbiamo avuto la conferma che illumina tutti quanti e c'è un'energia pazzesca, ma io voglio che si palesi. Vieni vicino a me. È già vicino a te. Quello è il suo posto, a quanto pare. Questo è il suo trono, ragazzi, io ci sono seduto sopra.
Oggi. Il team Infinito Mistero Paranormale si trova nella baia di Porto Conte, vicino ad una delle spiagge più belle della zona di Alghero, nella spiaggia Il Pineta Mugoni. Il nome deriva dalla famiglia, che in passato ha lasciato un segno indelebile su tutto il territorio. Ma all'interno, immersa nel verde, si trova una bellissima villa, con ampi spazi, la terrazza, le cantine, la linea Liberty, le finestre ad arco, e quello che resta dei pavimenti, danno un'idea chiara sulla bellezza e identità del posto. Le dimensioni della maestosa villa colpisce ancora oggi. La tenuta era anche un'ex azienda agricola, era nota per la produzione di vino e cotone. Troviamo anche a pochi metri delle altre costruzioni, che sono le scuderie e i magazzini dell'azienda, ormai del tutto coperti da un intricato groviglio di rovi e arbusti. Un tempo era la tenuta della famiglia Mugoni. Nella villa, più passa il tempo, più la struttura sta cadendo a pezzi, i vari crolli e vari attacchi vandalici fa perdere l'identità della struttura. In tempi recenti è stato presentato un piano di qualifica. E come parlo in italiano? Non c'è. Poi- Infatti maggior ragione che loro se vogliono agganciare e dire parole in italiano. Capito? Ciao. Come ti chiami? Ciao. Sono una donna? Qualcuno vuole comunicare con noi? C'è qualche entità che vuole comunicare con noi? Dobbiamo andare via. Può comunicare con noi il proprietario di casa, per gentilezza? Sei giovane? Quanti anni hai? Ha detto Fanny. Fanny. Sei Fanny? Fanny, sei qui? Sì, piacere, sono molto... Sì. Manco qui. Ciao Fanny, dimmi una cosa, come stai? Come stai? Puoi ripetere? Noi siamo venuti qui da facciamo. Qualche entità? Fanny è qui? No? Non è qua. È da guardare scuderie? Siamo in una scuderia. C'erano cavalli qua. Confermate? Ok, e chi sei tu?